Secondo giorno del Capo dello Stato Sergio Mattarella in Veneto e oggi visita la Biennale di Venezia. Accolto da una selva di microfoni e telecamere, il Presidente non sfugge al tema caldo dell'attualità che riguarda l'immigrazione, un dibattito alimentato a Venezia anche dalla presenza proprio alla Biennale degli stessi paesi che sono al centro della discussione. Gli apporti culturali diversi sono non soltanto preziosi, ma sono ciò che caratterizza la Biennale, sono il patrimonio della Biennale e che la Biennale offre a Venezia e al mondo. Quanto al fatto che ora, alla luce dei numeri impressionanti del fenomeno, l'Europa si stia finalmente muovendo per trovare una soluzione condivisa che coinvolga tutti, per il Capo dello Stato si tratta di una strada che era inevitabile imboccare. L'evidenza dei fatti e delle tragedie a cui si assiste ha una forza di persuasione molto alta. Tra cultura e politica anche la cerimonia di inaugurazione della Mostra del Cinema, durante la quale la madrina Elisa Sednawi e il presidente della giuria, il messicano Alfonso Cuarón, chiedono che i migranti siano considerati benvenuti, affermazioni alle quali sono seguiti applausi tiepidi, anzi sembra che il sindaco Luigi Brugnaro e il governatore Luca Zaia di applausi non ne abbiano proprio fatti. Chi parla di immigrazione parla ovviamente da straniero, con un'informazione che ha dalla stampa straniera che non è poi magari molto spesso non dà una dimensione della realtà, che è una realtà che ci vede assolutamente ospitali, ma nei confronti di chi ha bisogno, di chi scappa dalla morte e dalla fame e non da migranti economici che non c'entrano nulla con i profughi. Applaudito lei allora ieri? Io ho applaudito il film, ad esempio il film io sono convinto che meriterebbe una candidatura, qualcun altro no. Stamattina alla Biennale il sindaco Luigi Brugnaro ha avuto anche la possibilità di sottoporre al Capo dello Stato le principali questioni che riguardano la città, come si proponeva di fare da tempo. Tra un padiglione e l'altro un colloquio sulla città metropolitana, sulla legge speciale, sulle questioni più importanti sul tappeto, con il Presidente che ha dimostrato grande disponibilità ad ascoltare. Tutti hanno avuto la possibilità di parlare con lui, dal Presidente Zaia al sottoscritto, a Franceschini, è stato da questo punto di vista assolutamente, come dire, molto cortese e aperto a quanti hanno avuto modo di parlare con lui.